La tendenza del momento è lo street food, il cibo di strada che ripercorre e fa rivivere gli antichi sapori e tradizioni, rispettandone genuinità e semplicità. Un modo per tramandare usanze e sapori. E quale se non un festival per rendere tutto più attrattivo? Ioppolo Giancazio, piccolo borgo settecentesco in provincia di Agrigento, si conferma meta attrattiva e dinamica. Ieri successo per la terza edizione di Mangia e Passia, organizzata dal comune, guidato dal sindaco Angelo Portella, con l'impegno dell'assessore Enzo Carrubba. In piazza a farla da padrone non solo il cibo, ma tante iniziative collaterali da gruppi folk, band ed estemporanee di pittura. Allora, anche quest'anno abbiamo per la terza volta fatto questa iniziativa di Mangia e Passia in occasione del 2 di giugno. È stato di nuovo un grande successo con la partecipazione di tantissime novità quest'anno proprio del cibo di strada, la partecipazione di tanti anche artisti, dei momenti musicali. Abbiamo avuto un riscontro notevolissimo da parte dei paesi limitrofi che hanno partecipato, gran parte di gente, e ci riproponiamo per il prossimo anno ancora di essere per la quarta edizione, rinnovarla ancora con altre iniziative che possano far passare questa bellissima giornata del 2 di giugno, oltretutto la nostra festa della Repubblica, e quindi un momento anche di incontro con la cittadinanza. Oggi abbiamo pure inaugurato, è stato un momento per l'inaugurazione della Casa dell'Acqua, un regalo che abbiamo voluto fare proprio ai nostri concittadini, affinché ci sia da una parte un risparmio economico e anche un impatto ambientale che possa ridurre quella che è la plastica nei nostri territori. Oggi è stata veramente una splendida giornata, siamo stati invitati dall'amministrazione a passare una giornata in queste splendide vie, a catturare i colori e a trasmetterli nelle nostre tele. E devo dire che oltre ai colori di questo ambiente, di queste case, di queste colline, abbiamo anche catturato il sapore. Il sapore è fatto anche di cromie, il sapore della pizza, il sapore dello sfincione, il sapore dei pani, è tutto tramutato in colore. Infatti nelle nostre opere questa giornata si rispecchia in pieno. Non sono l'unico artista, siamo un gruppo di artisti che amiamo dipingere in queste occasioni in mezzo alla gente, perché è la gente che ci dà quell'energia necessaria che poi noi trasmettiamo e tramutiamo in colore. Was